Domenico Bidognetti, nato a Napoli 1-10-66. Deve rispondere alle domande. Sì, deve rispondere alle domande che rivolgeranno le parti. Prego, pubblico ministero. Buongiorno signor Bidognetti. Senta, noi abbiamo già acquisito le dichiarazioni che lei ha reso in fase di indagini preliminari e nel corso di altri processi in relazione a alcune vicende. Le volevo fare delle domande preliminari innanzitutto. Lei quando è che ha iniziato a collaborare con la giustizia? Il settembre 2007. Quanti anni era stato detenuto prima di collaborare con la giustizia? Stavo in carcere dal 1990, maggio 99. Ininterrottamente detenuto da quella data, quindi? Sì. E senta, è stato latitante prima di essere arrestato nel maggio del 99? Sì, sono stato latitante dal 94 al 22 ottobre 96. Poi sono stato arrestato, sono uscito il 3 ottobre 98. Quindi è rimasto latitante anche in quest'ultimo periodo, fino al suo arresto del 99. E senta, prima di questo ultimo periodo, che periodi di detenzione ha patito nel tempo? Fatto soltanto mi hanno arrestato il 13 gennaio 1991 per essere stata scarcerata ad 4 ottobre 91. Poi sono stato arrestato il 22 ottobre 96, sono uscito il 4 ottobre del 98. Sono stati 6-7 mesi di libertà, sempre latitante, scusate. Per essere riarrestato il 31 maggio del 99 e non sono uscito più. Senta, signor Bidognetti, lei quando è che ha iniziato a far parte del clan dei Casalesi? Nel 1988. Nell'88? Sì. Prima di allora lei ha avuto ruoli marginali, ha un punto da fiancheggiatore, che tipo di attività ha espletato? No, espletata prima dell'88? Conosceva i Bardellini, i figli dei Bardellini, me la facevo con i figli dei però lavoravo. Quando è uscito mio cugino dal carcere nel 1988, che è stato ucciso Antonio Bardellino, aveva bisogno di aiuto, aveva bisogno di appoggio e mi mandò a Luigi De Anna e a Candido Salvatore e iniziai a conservare qualche arma, qualche macchina rubata e così dopo appena 3 mesi, a luglio 88, mi fecero commettere un primo omicidio in Castelvolturno, Villaggio Coppola. Senta, suo cugino, hai parlato di suo cugino, chi è il suo cugino? Francesco Bidognetti. Francesco Bidognetti aveva ruoli apicali nel clan dei Casalesi quando lei fu da lui affiliato? Sì, all'epoca dopo la morte di Bardellino fu formato il quadretto Mario Iovine, De Falco Vincenzi, Bidognetti Francesco e Scione Francesco Santocano. Senta, prima dell'88, di quando si è creato questo quartetto, Bidognetti Francesco era operativo? Sì. Che tipo di ruolo aveva all'interno del clan? Il ruolo del capo era uno dei capi, erano 4 capi, De Falco, Bidognetti, Schiavone e Iovine. E lui era il nostro, siccome io era Bidognetti, era Bidognetti A. Quindi anche prima dell'88? Mi scusi, Bidognetti? Sì, sempre nell'88. Sempre nel 1988, a maggio 1988, da tu. Sì, prima di maggio dell'88 Francesco Bidognetti aveva dei ruoli? Era il braccio destro di Antonio Bardellino. Operava in una zona di competenza specifica, aveva dei speciali lui incarichi? È stato sempre, la maggior parte lui è stato sempre in Giuliana, Parete, dove, paese della moglie, dove conosciuto la moglie, lui aveva 20 anni, si è sposato là a Parete e frequentava Casale, andata e ritorno, però ultimamente si fece la casa a Casale dei Principi, poi fu arrestato nell'81, è uscito nell'87, fino all'87 mi sembra, l'88. E era stato arrestato per quali reati quando uscì nell'87-88, a sua memoria? Associazione con Antonio Bardellino.
Era stato detenuto per lungo tempo, un periodo limitato? A sua memoria? Dall'81 all'87. Dall'81 all'87. Prima dell'81 quindi era operativo sostanzialmente. Quando risale l'operatività di Francesco Bidognetti, da libero intendo? Bidognetti ha iniziato a delinquere da minorenne. È stato sempre il braccio armato di Bardellino. Dopo la morte di Bardellino si è formato il quadretto, come vi ho detto prima, i 4 casalesi, De Falco, Schiavone, Iovine e Bidognetti. Poi man mano hanno ucciso a De Falco perché dice che era infame, è rimasto Bidognetti, Schiavone e Iovine. Iovine fu ucciso in Portogallo dal fratello della famiglia De Falco, è rimasto Bidognetti e Schiavone. Sempre loro hanno comandato. Senta, volevo chiederle, nel tempo, partendo diciamo nel periodo in cui lei era libero, comunque nel periodo in cui ha operato per il clan, qual era l'estensione del clan dei Casalesi, dove operava, come era organizzato e che tipo di struttura militare non si dava? Il clan dei Casalesi ha operato sul 90% della zona casertana. E in particolare pure alleati con delle famiglie delle province di Napoli come i Mallardo a Giuliano, come i Ricciardi a Secondigliano, i Condini a Piazza Mercato, Edoardo Condini. E questo era, aveva ogni zona, ogni paese c'era un referente che apparteneva a noi a Casale, con i suoi compagni vicini, quelli che facevano portavano tutto a Casale. Poi nel 96 sono state fatte le spartizioni che fece Francesco Sandoval, assegnando dei paesi specifici a persone a lui fidate, a noi fidate, e così siamo andati avanti. E quindi praticamente la struttura prevedeva di capozona sostanzialmente per singoli zone di influenza da parte vostra? Sì. C'era il capozona con i ragazzi suoi che avevano vicino. E le persone, il numero degli affiliati stipendiati, direttamente stipendiati, più o meno orientativamente dal punto di vista numerico quanti erano? Quando stavo io fuori che abbiamo fatto i conti fino al 1996 abbiamo fatto una cassa di stipendi, andavamo sui 500 milioni al mese, 400, 420 quindi. E questa era una cassa nel senso che tutto il clan, il denaro tratto dai proventi, diciamo quelli rilevabili, andavano tutti in una cassa fino al 96? Sì, perché poi dopo è successo, quando sono uscito nel 98, nel 97 già c'è stata la scissione nel clan Bidognetti, formandosi da Candiel all'inizio. Poi dopo Diana, Candiel, tutti Avicella, Vargas, comunque sono staccate parecchie di loro. E ho trovato questa guerra contro i Tavoletti, contro i scissionisti che si sono alleati con i Tavoletti. Questa guerra che cosa ha provocato dal punto di vista della contabilità del clan? Per noi, per me è provocato che quando io sono uscito parlando con Michele Zaccaria e Iovine Antonio, loro volevano fare sempre una cassa, dicendo quelli che facciamo, quelli che fai, poi fanno questi lavori in zona di Castelvolturno, mettiamo tutto assieme e facciamo sempre come abbiamo sempre fatto. E io gli dissi no, da questo momento in poi voi avete la vostra tavola, io ho la mia, io non vengo da voi e voi non venite da me. Fin quando ci sono i miei nemici, che erano i scissionisti, che mangiano alla stessa tavola, dice io non voglio niente da loro e tanto meno loro devono mangiare qualcosa che faccio io. Perciò dice, no, voi oltrate i confini, diciamo così. Io dissi che stai fortunato, cangiate a noi, Lusciano e Parete, state lontano, come io sto lontano da voi. Perché gli scissionisti erano passati ad operare o comunque erano stipendiati da chi quando lei ha fatto questa considerazione e quindi diviso le tavole? Dal rimanente dell'altro clan, c'è Schiavone, Zaccaria, Iovine.
E dunque al momento in cui sono divise le tavole i rapporti sono, al di là della contabilità tenuta in modo diverso, si sono incrinati o comunque vi era un accordo all'interno del clan per quanto riguarda i vertici? Con Michele e con Iovine ci ho parlato chiaramente di non scavalcare, io non scavalcavo, se non volevano essere toccati. Con lo Schiavone non c'è avuto mai problemi, perché quello l'aveva assegnato lo Schiavone nel 96, quei paesi. E io dissi, come lui l'ha assegnato, io lo continuo a rispettare, resto dove lui ha assegnato. Mi ha assegnato questi paesi, io resto qua. Non do fastidio, non voglio che mi danno fastidio. Vi era un accordo comunque, al di là di questa spartizione territoriale, vi era un accordo di massima in via generale tra i capi, quindi Iovine, Zagaria, Schiavone e voi, gruppo Bidognetti? L'accordo l'ho preso io perché quando sono uscito io a Sandokan l'avevano già arrestato nel 97 o 98, 97 se non mi sbaglio, no, nel luglio 98. Sandokan già non c'era. Parlo dei reggenti ovviamente. C'era pure Michele Zagaria che era il reggente, aveva preso lui il posto a coprire anche la famiglia Schiavone, perché lui è stato sempre bidognettiano questo Zagaria. Poi dopo la scissione anche lui si mise da parte. E senta, le riformulo la domanda, al di là di chi era il reggente, c'era un reggente del gruppo Schiavone in B che faceva le veci di Sandokan quando era detenuto? Ora, se andiamo prima, un passo indietro, c'era Valterino Schiavone e Francesco Schiavone di Luigi che facevano le veci di Schiavone e Francesco Sandokan. Ma questo periodo che sto parlando io, del 98, quando sono uscito io, sia Francesco Schiavone di Luigi e sia Valterino Schiavone stavano in carcere. E fuori c'era il nipote Nicola Panar, Sabattino Panar, questi ragazzi più giovani della famiglia Schiavone, però che facevano capo a Michele Zagaria perché era uno più anziano. Ho capito. Andavano Iovine. Senta, vorrei comprendere sempre, ha parlato di questa doppia cassa, ma dal punto di vista dei rapporti interni era rimasta una gerarchia che faceva capo a tutti i capi storici, oppure anche nei rapporti interni era una suddivisione, quindi come se fosse Bidognetti il gruppo Bidognetti a cui lei partecipava si fosse separato? Come funzionava dal punto di vista? Io mi ero separato da loro solo perché loro avevano appoggiato, cioè nel senso che stavano ancora questi qua, i miei nemici, che all'epoca avevano ucciso mio fratello, quando io stavo in carcere, e prendevano i soldi da loro. Io dissi a loro, cacciate a questo e facciamo sempre una tavola come prima. E quando ci sono questi, io non voglio niente e non vi do niente. Con loro non ci sono stati mai morti, c'è stato sempre un accordo. Io la guerra l'avevo soltanto col Candiello e Diana e con i tavolettiani, che me lo sono trovata, che sono unite a Candiello perché mio nipote all'epoca uccise Antonio Tavoletto. Ho capito. Senta, dal punto di vista della spartizione dei proventi in caso di appalti o comunque lavori, come eravate organizzati dal punto di vista delle competenze per territorio e eventuali prerogative dell'uno gruppo rispetto all'altro? Parlo del nostro gruppo Bidognetti e parlo di Zagaria, Iovine e Schiavone secondo quelle che sono le reggenze. Vi spiego meglio, cerco di essere un po' più limpido. Castelvolturno, Cangiadannò, Lusciano e Parete, loro non entravano e io non uscivo. Tutti i lavori che stavano in quella zona li gestivo io, la famiglia Bidognetti, il clan Bidognetti. Tutti i lavori che stavano fuori da quella zona se li gestivano loro. Se io avevo un lavoro che mi portava, per dire, 200 milioni di lire al mese, erano i miei. Se avevo un lavoro che mi portava 10 milioni di lire al mese, erano sempre i miei. Se era fame, se erano soldi, erano soldi. Senta, vi era una regolamentazione diciamo, di queste somme di denaro, dell'acquisizione di queste somme di denaro, nel caso in cui per esempio uno degli appaltatori fosse residente o domiciliato in una zona di influenza di Zagaria, Iovine o Schiavone, quindi diversa da dove operasse in concreto, per esempio. Questo rispetto c'è sempre stato, dottore. Se per esempio c'era un'impresa che era amica di Michele, amica di Antonio, come è successo con il politico Ferrara, che si faceva tutte le disinfettazioni, Castelvolturno, Cancelli Arnone,
anche su zone che stavo io. Quando io l'ho chiamato, lui mi disse che si era messo a posto con Antonio Iovine. E se non ci sono problemi, ho chiamato Antonio Iovine, mandami i soldi che mi toccano. Antonio Iovine mi ha mandato i soldi che mi toccavano. Scusi, che cosa intende per il politico Ferrara? Ferrara di cognome è Ferrara, di nome comunque di soprannome chiamano i Fugone, tenevano i camion delle nottezze urbane e facevano pure la disinfettazione in tanti paesi. Sta parlando di Ferraro Nicola? Sì, Nicola Ferraro, sì. E quindi ha fatto ad esempio il caso di Ferraro Nicola. Senta, Fugone, volevo comprendere, quindi praticamente questo rispetto reciproco veniva attuato nelle forme in cui lei ha riferito, quindi vi era comunque un rispetto tra i due gruppi per quanto riguardava queste attività? Sì, sempre, dottore, io ho sempre rispettato gli Schiavoni, fin quando si era sempre i fatti loro, per esempio Schiavoni, Zaccaria e Iovine. Non hanno mai intervenuto nella guerra, nei problemi che avevamo con i scissionisti del clan Bilagnetti, perché il problema era nostro e se ne risolvere noi. Come loro avevano i loro problemi, cioè i candieli, il diano e cose, se ne risolvere i diani. E loro all'epoca, a mio avviso, a mio modo di vedere, si sono fatti i fatti loro. Senta, questa scissione, questi attriti legati agli scissionisti che erano passati sotto lo stipendio dell'altro gruppo si è protratta anche durante la sua detenzione oppure a un certo punto ha avuto termine? I scissionisti siamo stati sempre così, sempre staccati, sempre in guerra. Sa come si è poi evoluto quando lei è stato arrestato questo rapporto che stava nel periodo in cui lei era libero o comunque latitante si era incrinato nel senso che ha riferito? All'inizio si è inclinata, dottore, per esempio anche il fatto che su Castelvolturno c'era un'impresa sempre di nettezza urbana, non ricordo il nome, questa impresa come si chiamava, che mi diceva che lo stavano facendo fuori, che stava entrando un altro consorzio, stavano formando un consorzio, non ricordo, Eco 4, C4, una cosa un Eco 4 comunque, che lo volevano far fuori, dice a me non c'è problema, che te ne fai tu, ne viene un altro, i soldi mi danno lo stesso, chi è? Pure non sapendo chi erano questi qua, dico quelli sono vostro paesano, dice quando chi sarà poi vediamo. Scusi, di questo... Mi facevo portare i soldi da questi, mi mandavano 15 euro al mese dalla spazzatura che prendeva a Castelvolturno, perché dice che il villaggio Popoli fu tolto per darlo a Ferrara Sebastiano, a Ferrara Nicola. Mi scusi, chi è che le parlò di questo subentro, in che termini fu parlato di questo subentro da parte di questa società che lei ha indicato, Eco 4 Consorzio C4? Impresa che gestiva anche la discarica a Castelvolturno, che si faceva da soldi urbani in Castelvolturno, Villaggio Coppola, non ricordo se Cancellanone oppure Mondragone. Disse che fra poco a lui scadeva il contratto e stava per subentrare un'altra, come si dice, un altro consorzio, un consorzio più soci che lo facevano fuori e volevano aiuto da me, un appoggio. Io disse a me non ci sono problemi, chi è che prenderà il lavoro, mi devono portare i soldi. Chi è che le aveva detto che l'avrebbero, chi è che sarebbe stato fatto fuori e chi le aveva detto, gli aveva raccontato di questa... L'impresa che faceva, che aveva la discarica a Castelvolturno, è uno solo la discarica, l'impresa era uno solo, non lo so come si chiama, il periodo era nel 1998, no. Vedete sul comune chi era, io non lo so come si chiama. Quindi praticamente sta parlando di colui che gestiva la raccolta dei rifiuti di Castelvolturno e che gestiva la discarica Bortolotto all'epoca? Sì. Ho capito. Quindi le rappresentò già nel 98 che sarebbe stato fatto fuori da questo consorzio che poi era CE4 Eco 4? Così si chiamava, o E4 o C4, non lo so, 4 c'era sicuro in mezzo. Quindi questo gestore le rappresentò che di lì a poco sarebbe stato fatto fuori? Sì, perché scherzava per cadere il contratto e questi qua l'avrebbero fatto fuori. Ho capito. Senta, mi scusi, era una persona di Casal di Principe questo che si rivolse a lei?
No, io ci ho parlato pure con questo e mi sembra che era napoletano. Ricorda i nomi Sarnataro, Barbieri, Barbato? Può darsi, a Natale, come no, può darsi. Ho capito. O lui o il nipote. La società Covim, o lui o direttamente il nipote. la società Covim l'ha mai sentita? Covim. La Covim mi sembra che... Comunque, dottore, questa la ricordo di nome, questa Covin, non vi so specificare se questo era Sarnatano o era Covin. Ho capito. Ma comunque le dico pure, per esempio, che anni prima abbiamo parlato con l'avvocato Iossa che gestiva la discarica di Sessa Urunga, e sempre riguardando la spazzatura di Mondragone, Castelvolturno, Sessa Urunga, all'epoca si era ancora in buon rapporto con i mondragonesi. Sta parlando di molti anni prima? Sì, c'era Bidognetti, ci ha parlato di Bidognetti nel caseificio di De Rosa, in Cancello Arnone. C'era Bidognetti, c'era Schiavone, Dario De Simone, Vincenzo Zaccaria, che loro hanno portato a questo avvocato Iossa di Pomigliano d'Arco. Senta, mi scusi, ha citato questo Ferraro Nicola, di dov'era e a chi era legato? Ferraro Nicola è di Casal di Principe, proprio sul corso di Casal di Principe. I genitori vendevano mangime e congime per la terra e per gli animali. C'è un altro fratello, sono 2 maschi. C'è un deposito dei camion vicino dove stava una volta mia cugina Bidognetti Claudio, dove sta Dante Passarello. A fianco a Dante Passarello, la banana di Dante Passarello, c'era il deposito dei camion che lui faceva altezza urbana e disinfettazione. Era un politico ed era legato al Valterino Schiavone, alla famiglia Schiavone, perché il cugino di questo, Sebastiano Ferrara, è un affiliato nostro, però corrente Schiavone. Quindi era legato alla famiglia Schiavone questo Ferraro? Sì, il cugino è proprio affiliato. Senta, tornando un attimo indietro, lei rispondendo alla domanda su quant'era numericamente esteso il clan dei Casalesi ha fatto un riferimento in termini di denaro, pagavate al mese 450-500 milioni se non ricordo male. Sì, dai 450, 470, 420, dottore. Per gli stipendi. Senta, più o meno quindi qual era lo stipendio medio per comprendere qual era il numero delle persone stipendiate dal clan? Allora, quelli che erano come me, cioè che facevano non solo capi, ma erano bensì punti, con il rito della pungitura, con il battesimo e cose, prendevano 4 milioni di lire al mese. Poi c'erano quegli altri che facevano omicidi, stavano sempre più vecchi, più anziani, che facevano reati, 3 milioni al mese. Poi fino al giovane 2 milioni e qualcuno che parava intorno 1,5 milioni. Senta, questo riguarda gli stipendiati sostanzialmente. Vi erano poi delle persone che non erano stipendiate che vi agevolavano, fiancheggiatori che venivano rimunerati in modo diverso, ovvero occasionalmente, oppure in compensazione con altri servigi? A volte, mo mi spiego meglio, hanno guadagnato più coloro che ci fiancheggiavano che quelli là che facevano parte, cioè uno che mi andava a fare la spesa, mi stava vicino, mi conservava la pistola, la macchina, andava a far male a qualche cantiere, rischiava, prendeva 1,5 milioni al mese, per modo di dire. Un'impresa che mi appoggiava un po' a casa sua, oppure solo perché era un fiancheggiatore, qualche macchina, qualcosa di nascosto, faceva tanti lavori a nome, per esempio, dei Casalesi e si guadagnava tanti milioni di lire. Quindi il numero delle persone era decisamente più alto rispetto agli stipendiati, quelli che operavano tramite voi, per voi o con voi? Erano tante, però dottore, non mi ricordo tutto quanto. Ognuno di noi aveva il suo cavallo di battaglia. Senta, dal punto di vista operativo, quali erano le attività principali svolte dal clan dei Casalesi e in particolare dal suo gruppo, sempre per comprendere la portata e la rilevanza della vostra associazione? Le Casalesi non faceva scappare niente, dottore. Tutto passava in mano a noi, anche i rifiuti solidi
i rifiuti dell'ospedaliere, i rifiuti che faceva Ferrari, questi qua, l'olio bruciato e cose, i rifiuti solidi urbani dal nord, i lavori, grandi appalti come la TAV, come l'alta velocità, la TAV, la ferrovia dello Stato, come la terza corsia delle autostrade, come i Reggi Lagni che partivano da Salerno fino a Castelvolturno, tutti sotto noi casalesi. Senta, avevate modo di controllare o influenzare quelle che erano le amministrazioni pubbliche da voi controllate per accaparrarvi questi lavori laddove fossero lavori pubblici? Abbiamo fatto i voti a tanti politici e come, che ne so, una volta abbiamo fatto i voti pure a Martuccia, l'avvocato Martuccia, abbiamo fatto i voti a Nicola Cosentina. Abbiamo fatto i voti a un altro di Casale, abbiamo fatto andare assessore a fianco al sindaco Schiavone. I Schiavone portavano a quello per sindaco, noi portavamo quest'altro per assessore. Come no? I politici, però è stato dottore, la politica per me è stato un settore sempre che io sono stato sempre un po', non lo so, diffidente, un po', ci sta un po' lontano. Lei personalmente intende? Sì, personalmente io ho fatto, sì, mi davano, dice, se andava a fare i voti per chi? Se facciamo i voti con questo. Ci mandavi i ragazzi, i parenti, i vicini, affiliati, alleati a altri paesi per fare i voti per questo, ma era difficile che mi sedevo a tavolo con un politico, al massimo per chiudere qualche lavoro. Qual era il tornaconto nel sostenere queste campagne elettorali? Comunali, provinciali, regionali oppure nazionali, il vostro tornaconto? Avendo un politico vostro in regione o al comune o in come si dice, la provincia, è sempre un vantaggio per i lavori, per raccomandazioni che voi mandate in nome delle ditte, i lavori che fanno arrivare in zona, se una volta che vanno a potere. Si controlla più e tutto. Senta, lei quando è stato operativo, quindi libero o latitante, aveva assunto ruoli di comando nel gruppo Bidognetti, nel clan? Sì. E mi può dire il periodo, quando è che ha cominciato ad avere un ruolo di comando all'interno del clan? Io a parte che sono stato sempre, per dire di nome, Bidognetti, non c'era bisogno di arrivare alla pungitura per essere presente a qualche discorso, oppure a qualche omicidio e cose. Nel 92 sono stato punto in rito della pungitura. Ogni qualvolta che il Bidognetti stava in carcere o si trovava fuori, io prendevo il posto di Francesco Bidognetti. Senta, ha parlato di questo rito della pungitura, ce lo può spiegare? Vorrei comprendere anche quanto fosse praticato e da dove fosse nato questo rito. Il rito della pungitura viene praticato a coloro che vengono presentati come persone di fiducia dopo tanto tempo che hanno fatto una gavetta verso persone. La prima cosa seria, persone che hanno fatto omicidio, persone che vengono messe in prova tante cose, poi c'è uno che già ha fatto, che prende, come si dice, la responsabilità e porta il discorso a tavola, a capo, cioè sia Sandokan e fuori, sia Sandokan, se c'era Bidognetti, c'era Bidognetti. Nel mio caso c'era Bidognetti, c'era Sandokan, c'era Francesco Schiavone di Luigi, Valterino Schiavone. C'erano tutti questi più anziani di me, stavano tutti fuori. Sono stato chiamato a casa del Francesco Schiavone di Luigi, sopra al secondo piano, in un piccolo ufficetto, vicino alla stanza da letto. E lì erano presenti tutti e quattro, abbiamo fatto questo giuramento, pungendo il dito della mano destra, mettendo il sangue sul sandino, bruciandolo nelle mani, e si leggono i 10 comandamenti. Senta, letto da Valterino Schiavone. Questo rito di iniziazione era esteso a tutti gli affiliati o solo alcuni degli affiliati e da chi era, come era nato?
No, ad alcuni, non a tutti, da tu. Ad alcuni. L'ho detto prima, coloro che erano punti prendevano 4 milioni al mese. Quelli là un po' più sotto, non punti, ma lo stesso che valevano, 3 milioni al mese. Poi mano a mano a scendere sempre. Quindi questo rito di iniziazione era riservato soltanto a pochi? Sì. Erano pochi con funzione di comando o pochi scelti con altri criteri? Poco, pure per scelta, proprio per non fare tutti quanti uguali, ma dopo se sono tutti uguali chi è che comanda? Senta, nelle dichiarazioni che lei ha reso in altri processi che sono stati acquisiti, lei ha distinto tra mafiosi e camorristi. Può spiegarci bene e ha distinto proprio il clan dei Casalesi come entranti in una specifica categoria? Può spiegarci bene? No, i clan dei Casalesi non sono camorristi, perché loro non vengono dalla camorra napoletana, loro vengono dalla mafia palermitana, dalla mafia siciliana, perché il primo che fu fatto proprio dai palermitani a Marano, gli ex alleati nostri, i maranesi, come si chiama, Nuvoletta, fu Antonio Bardellini. Poi dopo Antonio Bardellini è stato sparso a Biragnetti, a Schiavone, a tutti coloro che stanno con lui. E abbiamo portato sempre avanti questo discorso a sé, cioè un nostro discorso che è il discorso della mafia siciliana. Senta, lei ha indicato all'inizio, quando le ho chiesto l'estensione territoriale del clan dei Casalesi, ha indicato sostanzialmente la provincia di Caserta e poi ha parlato di alleanze con Napoli, Giuliano. Volevo comprendere, vi era un'estensione della vostra attività anche nel Basso Lazio? Sì, nel Basso Lazio, come sì, c'è stato qualche ora è stato chiuso, abbiamo mandato alcune volte al cantiere Salvatore, che fu pure denunciato là, fu pure denunciato da certe persone di Latina. Io facevo del terreno di un mio ex conoscente. Poi man mano si sono sparsi, mano a me era più poco, c'era Francesco Schione Sandocanne che si è comprato un paio di aziende lì a Latina. Senta, ha parlato di questa origine del vostro rito dalla mafia siciliana, per quello che lei sa direttamente o indirettamente, sono rimasti attivi i rapporti con i siciliani nel tempo? Che vi devo dire? Che in mano a me mandavamo dei soldi delle persone ergastolane che erano siciliane. Se non mi sbaglio, quando ci sono state le votazioni che si è candidato Martucci, il PSI mi sembra, il Garofano, all'epoca si diceva il Garofano, non me ne intendo tanto di politica. Anche in Sicilia fu presa la stessa, non lo so se si è messo d'accordo i capi per qualche siciliano, perché anche in Sicilia questo partito ha preso un sacco di voti. Questo partito che c'era Garofano, c'era l'avvocato Martucci, se non mi sbaglio c'era anche il mio paesano Costantino Nicola in questo partito, che poi dopo lui è diventato Forza Italia, ma prima era PSI se non mi sbaglio, se così si chiamava, comunque si chiama Martucci. Mi scusi, volevo comprendere, lei ha fatto cenno al fatto che avevate mandato dei soldi, vorrei comprenderla, sa conoscenze specifiche su questo fatto oppure lo ha detto come un'ipotesi? No, sono conoscenze specifiche, io a fine mese quando facevo i conti avevo anche queste 3 persone nella lista, erano 2 siciliani o 3 con un altro dei campani, ma io non li conosco, ci dava i soldi al figlio di mio cugino e lui se lo vedeva, glieli mandava tra le vaglie in carcere forse. Ho capito. Vi erano relazioni anche con calabresi? Sì, calabresi, come no? Calabresi addirittura ci hanno parlato a casa mia con una delle famiglie Moleo. Io ho conosciuto personalmente a Leo Morabito, che siamo partiti da casa mia per andare a Vibo Valenza dai Mancusa
quando è successa la strage sulla Bisca Castapesenna nel 1988, dicembre 88, che fu ucciso Antonio Salzillo e un calabrese. E siamo andati proprio al paese di questo calabrese per vedere, per parlare con questi, per dire: ma questo è il calabrese, siete di Vibo, che ci fa questa da noi? E che tipo di rapporti quindi si erano intessuti con i calabresi, visto che lei ha avuto relazioni anche dirette con costoro? I rapporti questi sono i rapporti di amicizia, di favori, se serviva qualcosa, come pure per esempio in Francia, io a Marsiglia ho avuto appoggi dai calabresi quando ho portato mio fratello a Marsiglia, che loro conoscevano questo dottore, loro conoscevano questa gente di Marsiglia che mi hanno fatto portare subito mio fratello dalla Francia in Italia dopo che è morto, mi hanno appoggiato a casa loro, erano amici di mio cugino che stavano a Nizza. Lei ha iniziato ad avere questi rapporti o già erano rapporti risalenti già a soggetti diversi? Tutte amicizie di mio cugino, da tu. Di Francesco Bidognetti. Poi io una volta conosciuto questa persona, è normale che ci stavo in contatto più io, diciamo così. Ero libero, ero giovane. E senta, nel periodo in cui lei era sostanzialmente reggente per conto di Bidognetti Francesco, vi erano dei familiari di Bidognetti Francesco, figli di costui o altre persone che avevano dei ruoli analoghi al suo, ovvero specifici, settoriali, sempre per conto del clan? Agnello Bidognetti, che stavano sempre in mezzo a tutte le cose. Agnello Bidognetti è il figlio di Francesco Bidognetti? Di Francesco Bidognetti, sì. Poi Raffaele Bidognetti si è trovato presente alcune volte quando abbiamo parlato di qualche omicidio. Quando sono uscito nel 98 si è messo proprio con me in macchina ad affrontare i problemi che c'erano. È stato con me in zona quando c'era bisogno. Questo è stato in zona con lei, era Raffaele Bidognetti? Raffaele Bidognetti, sì. E senta, lei ha parlato di Agnello Bidognetti che stava sempre in mezzo, può spiegare se vi era una... Sì, Agnello Bidognetti era più partecipe di Raffaele. Raffaele per esempio era un ragazzo, si andava a fare la sua rapina al nord, nato a Casertano, viveva senza... invece Agnello gli piaceva più di fare le orme del padre, di famiglia, diciamo così. Allora i contatti con Mallardo, c'era lui, andavamo assieme, riunione a casa di Luigi Diane, c'era sempre lui, ha partecipato a svariati omicidi. Agnello Bidognetti era sempre il figlio di Francesco. Mi può spiegare, visto che lei ha rappresentato di essere il reggente del clan Bidognetti quando era detenuto Francesco Bidognetti, può spiegare se vi era ci si regolava lei con Bidognetti Agnello e gli affiliati rispetto a Agnello Bidognetti e a lei, se avevate delle ripartizioni di competenze, se prendevano gli ordini l'uno dall'altro in modo indifferenziato? Può dirci come funzionava questa organizzazione interna e quindi qual era il ruolo di Agnello Bidognetti rispetto al suo? Il ruolo di Agnello Bidognetti rispetto al mio, lui era sotto di me, non frequentava, non potevo presenziare a riunioni quelle che ho presenziato io e quelle che ho fatto io con gli Schiavoni. Io stavo sempre assieme agli Schiavoni fino al 96, notte e giorno sempre con la famiglia Schiavoni. Tutto quello che c'era da fare lo discutevamo assieme, io mi prendevo i miei impegni, questo me lo vedo io, me ne andavo, mi sceglievo i miei uomini e facevo quello che dovevo fare. Tante volte ho dovuto coprire a mio nipote perché gli Schiavoni da un lato avevano ragione, ma tuo nipote è andato a Parete, ha fatto questo, a nome, ma tuo nipote non può fare niente. Perché il padre ci manda a dire che lo dobbiamo fare come noi, come te, se non lo facciamo così anche lui si può presentare a fare quello che devo fare, non che veniamo a sapere sempre dopo che lui ha fatto se qualche imbroglio sulle bische clandestine a Parete, perché lui quando si parlava di Parete era molto geloso di questo Parete, come se era suo, oppure ce l'avrebbe lasciato il nonno prima che morisse. E allora gli Schiavoni ne risentivano un pochettino di questo, e io qualche volta ho dovuto tamponare, ho dovuto
coprire mio nipote. Quindi si muoveva autonomamente rispetto a lei, Aniello Bidognetti, tanto perché lei doveva tamponarle. E per forza questo voleva fare guerra con tutti e contro di tutti, voleva, come si vuol dire, scavalcare a tutti. Ho capito. Quindi si è mosso autonomamente rispetto ai suoi ordini, sostanzialmente, Aniello Bidognetti. Capito, dottor? Si muoveva autonomamente rispetto a lei? Sì, prima faceva le cose, i guai, e poi dopo il zio ci pensava. Quando capitava di doversi relazionare con Binetti Aniello, che si muoveva autonomamente, le riferiva da chi prendeva ordine o se erano sue iniziative personali? Dottor, ogni cosa che facevi, poi uccise a qualcuno senza dire niente a nessuno. Io lo veniva a sapere, perché io, gli schiavi, lo volevano sapere chi era ucciso. E lui veniva e dice, me l'ha detto papà. E quest'altro, me l'ha detto papà, ogni cosa, papà, sempre papà in bocca. E quando io sentivo il nome del padre, guarda, io alzavo le mani, anche se gli schiavi li dovevo sempre abbonare, perché ci si questo ogni cosa, papà, ma sei sicuro che il padre lo sa? Perché il padre non lo sa queste cose, che lui, se tu dici che il padre l'ha detto il padre, diciamo che ha detto il padre, che devo fare? Quindi diceva che aveva ricevuto disposizione dal padre, sostanzialmente, detenuto. Sì, ma lui era l'unico, lui è la convivente di Bidognetti, Carino Anna, erano gli unici che avevano contatto con lui quando lui stava in carcere, mi portava in baciare a me. Io a volte venivo e dicevo, ha detto papà, gli servono 100 milioni. Ma tuo padre come fa a sapere che io avevo appena accumulato 90 milioni, poi ce ne servono 10? Mi andavo a fare 10 minuti di tempo, ce ne mettevi sopra e glieli mandavo. Venivo un'altra volta, ha detto papà, gli servono altri 40 milioni. Quindi praticamente Binetti Aniello e Carrino Anna, per quello che lei sa, veicolavano all'esterno le ambasciate di Bidognetti Francesco quando era detenuto. Sì, anche Carino Anna mi ha portato le ambasciate che il marito gli diceva a colloquio che io l'ultima volta nel 90, quando mi hanno arrestato l'ultima volta nel 99, dottor, proprio a maggio, aprile, la Carina venne urgenza che doveva parlare, io già lo sapevo, ogni volta che vanno a colloquio mi devono parlare, si parla solo di soldi, uno sempre solo soldi. Disse ai miei commensali, cioè Giuseppe Setola, Andrea Versano, Giuseppe, Cirillo Alessandro, questo che avevi con me, dice, poi faccio vedere che è così, come infatti faceva appunto a me, che mi chiedeva, mi ha detto mio marito, andiamo da questo di Napoli, dei video poker, che stavano in tutta la zona del Casertano e cose, fatti dare 100 milioni, che gli servono 100 milioni per gli avvocati. Dicevo 20 milioni o 40 li mandi a casa di Vincenzo Zaccaria. Va bene, io chiamo questo di Napoli dei video poker, non ricordo come si chiama, Renato Grasso, mi manda il suo ragioniere. Poi gli vende i primi 40 milioni, li do alla Carino, sempre a casa in un'azienda a Cancello da noi. Sempre questo hanno fatto, tutto. Ho capito. Senta, lei ha conosciuto Vassallo Gaetano? Sì. Chi era Vassallo Gaetano? Gaetano è di Cesa, sono 7, 8, 9 fratelli, sono stato pure a casa sua a Cesa. Gestiva lui e i suoi fratelli una discarica, mi sembra che è il comune di Giuliano, mi sembra, perché è proprio sui 3 ponti di Qualiano, diciamo così, tra Villa Alverna e Qualiano. E Parete c'è questa strada a destra che portava sulla cava sua, sulla cava di Ianese, tante cave stavano là vicino, l'avvocato Ianese di Parete. E gestiva queste cave e io l'ho conosciuto in queste circostanze, qualche volta sulla cava con Zaccaria e De Simone, qualche volta con il Cerci Gaetano. Ci siamo presi qualche caffè a Casale, perché lui stava sempre a Casale, lui stava sempre a casa di Bidognetti, questo Vassallo, a casa di mio cugino Bidognetti, tramite il Cerci Gaetano che era il tramite, perché gestiva l'Ecologia 89, un'agenzia dei rifiuti che venivano dal nord. Aveva un ruolo anche Cirillo Bernardo in questa attività, come ha già dichiarato in altri processi. Sì, Cirillo Bernardo all'inizio era affiliato, preso sempre il stipendio da noi, però è successo che fece l'incidente con una motocicletta, era quasi morto.
è stato parecchio tempo in ospedale, poi come si era preso un pochettino, mio cugino lo mise assieme a Cerci in questa agenzia Ecologia 89, perché lui aveva anche il diploma di geometra, questo Cirillo Bernardo. Oltre ad operare all'interno della Ecologia 89, Cirillo Bernardo ha poi sviluppato e operato ruoli specifici all'interno del clan, ulteriori rispetto a questi. Cirillo Bernardo era sempre appartenente al clan, perché lo stipendio glielo facevamo sempre noi, sia da quando stava bene, prima che si faceva l'incidente, sia dopo che nell'Ecologia 89, perché l'Ecologia 89 la gestiva soltanto il Cerci con l'aiuto di Bernardo che stava vicino a Cerci, ma quella alla fine era di Bedagnetti e Francesco. Senta, aveva oltre ad essere stipendiato, Cirillo Bernardo aveva qualche competenza specifica, trattava qualche materia in particolare? Quando qualche ambasciata, gli avvocati, c'era qualche avvocato a Roma, l'avvocata Giuliana, si chiamava Cirillo e mio cugino comandava questo Cirillo dappertutto. Era una faccia più pulita, diciamo così. Ho capito, quindi si relazionava direttamente con suo cugino Francesco Bidognetti? Francesco Bidognetti con il Cirillo Bernardo, lo mandava dappertutto. Quando poi fu arrestato... Qualche volta mi sono trovato pure io presente, però lui era... Bidognetti era il capo quando stavano fuori. E senta, quando poi fu arrestato Bidognetti Francesco, continuò a operare in tal senso, che le sappia Cirillo Bernardo, come emissario del capo detenuto? Nell'ecologia, sì, noi lo stipendio gli abbiamo sempre dato. Faceva qualche servizietto intorno, sempre tramite degli avvocati e cose, però io non l'ho visto qualche volta che mi appoggiava in via Firenze, lo incontrava assieme ai figli di Bidognetti, a casa di Luigi Tiana, ma presso a me Cirillo Bernardo non lo facevo venire. Okay, quindi era stipendiato, ma sostanzialmente si relazionava principalmente con la famiglia Bidognetti, quando Bidognetti Francesco... Sempre Bidognetti, se ne servivano i miei nipoti, se non so, mandando da qualche ambasciata, che sempre si doveva andare, non so, pure da Vassano per dire, lui e Cerci non c'era, si mandava a lui da Vassano, si mandava a lui a Cesare, da Nicola, è una faccia più pulita, si poteva muovere con la 24 ore, non era uno che marcava delinquente. Senta, Vassallo Gaetano, oltre a questo ruolo che ha tratteggiato per l'affare rifiuti, che ha già riferito nell'ambito di altri processi, veniva sfruttato, aveva anche delle competenze nei rapporti ulteriori con soggetti diversi, Vassallo Gaetano, per conto del clan? Lui la verità non ha mai mollato a questo Cerci, alla famiglia Bidognetti, anche se tra me e lui non c'è stata mai quella cosa di, che vedevo dire, mettere una tavola a mangiare assieme, no, qualche caffè ci siamo presi assieme, ci ha sempre a disposizione quando era bisogno, pure se non mi sbaglio, se non ricordo male, nella campagna elettorale del 90, Bidognetti mi sembra che stava in carcere, 94, 95, 96, quest'anno qua. O c'era pure Bidognetti, non lo so, comunque so di preciso che gli fu mandato l'ambasciata anche a lui, a Cesare, come pure a Nicola Di Cesare che era un nostro affiliato della famiglia Bidognetti, Nicola Di Cesare, detto Ucecato, oggi, prima no. Che è Nicola Caterino? Si impegnò, sì, Nicola Caterino. Eppure con questo passaggio si è impegnato nella campagna elettorale, mi sembra proprio non vado errato, proprio di Cosentino, dell'onorevole Cosentino. E scusi, questo chi glielo disse che il Vassallo Gaetano si era impegnato in tal senso? Abbiamo mandato noi l'ambasciata tramite non ricordo se è il Cirillo o assieme a Cerci. Quindi praticamente voi avete mandato l'ambasciata a Vassallo Gaetano di impegnarsi in questa campagna elettorale? Ricordo, mi sembra stavo anche io fuori quando è successo questo. Ho capito. Mi scusi, stava fuori nel senso che ha partecipato a dare ordini per questo impegno di Vassallo Gaetano? C'era io quando si è parlato a casa di Niente Bidognetti o a casa di Luigi Tiani, che è stato mandato o il Cirillo o il Bernardo, il Cerci Gaetano.
da Gaetano specificamente da Vassallo, perché loro sono, come ho detto prima, 7, 8, 9 fratelli, è una famiglia grande, e i voti si prendevano a divinità, e si fu mandato all'imbasciata che doveva fare questa campagna a favore di Cosentino, era per Cosentino, e se non mi sbaglio, proprio quello è stato il periodo che lui è passato per Forza Italia, o il 94 o il 96, preciso, non lo so, dottore. Ma ricorda che competizioni elettorali fossero, se riesce a ricordarlo? La regione. Senta, oltre a questo impegno specifico che lei ricorda e questo ruolo di Vassallo Gaetano, Vassallo Gaetano era un vostro interlocutore per relazioni particolari con soggetti ovviamente non affiliati, non so, amministrazioni pubbliche. Vassallo Gaetano era una persona di fiducia di mio cugino. Anzi, perché mio cugino, quando era latitante, doveva venire a Vassallo Gaetano, non c'era bisogno di fare un appuntamento di 7 giorni o 8 giorni, come facevamo con altre persone, li facevamo aspettare 15 giorni. Vassallo Gaetano andava da Cerci lo prendeva subito, metteva d'accordo con mio cugino e subito lo portava da mio cugino, o a via Firenze o a via Genova, e si parlava con Gaetano Vassallo, per dirvi, perché se non aveva fiducia non lo faceva portare nei posti dove lui si faceva la latitante. Certo. Senta, dopo quando fu arrestato Francesco Bidognetti, lei o chi per lei ha continuato a relazionarsi con Vassallo Gaetano in modo analogo a come lo si faceva prima, in modo difforme, se me lo può spiegare? Io non ricordo che l'ho visto, no. Di persone con lui non mi sono incontrato. Aveva mantenuto il rapporto con i figli di Bidognetti Francesco? Io avevo detto questo periodo qua delle votazioni sicuro, 1000%. Oltre alla questione delle votazioni? Non ricordo se era 94 o 96. No, sì, ho capito. L'anno preciso non lo so. No, questo l'ho capito, volevo capire un attimo se in qualche modo lei ha ereditato, tra virgolette, i rapporti preferenziali che Bidognetti Francesco aveva con Vassallo Gaetano quando Francesco Bidognetti è stato detenuto nel dicembre 93, a partire dal dicembre 93. Oppure se qualcun altro ha mantenuto questi rapporti preferenziali che, se lei lo sa, al posto suo. Detto così, lui non ha mai mollato la famiglia Bidognetti, in particolare Aniele Bidognetti, questo Cerci, questo Bernardo, io con il Vassallo mai incontrato, perché mio cugino, le sue cose personali, dove si riempiva, faceva tanti soldi e cose, non li metteva a pubblico. Il Vassallo si è sempre incontrato con i Bidognetti tranne di me, Bidognetti Aniele, Bidognetti Raffaele, Cerci Gaetano, Cirito Bernardo. Quindi il periodo in cui lei indica la presenza costante di Vassallo Gaetano da Bidognetti Francesco è prima del suo arresto definitivo del dicembre 93? Lui è stato arrestato il 18 dicembre 93, il Francesco Bidognetti. Quindi prima di questo periodo, che era comunque assiduo a casa di Francesco Bidognetti? Sì, sempre. Dal 92 che Bidognetti è uscito, dal 90. Senta, vorrei chiederle, lei ha fatto cenno poc'anzi in questa campagna elettorale per cui avete chiesto l'impegno di Vassallo Gaetano. Vassallo Gaetano accettò di impegnarsi per Nicola Cosentino? Poteva essere all'incontrario, dottore? Non ho capito. Poteva essere all'incontrario, non è normale che accettò. Ah, ecco, non poteva essere all'incontrario, non avevo afferrato. Quindi praticamente accettò e si impegnò poi come avevate richiesto a lui? Sì. Gli ho mandato a dire che era un nostro, come si dice, uno che doveva fare i voti, noi dovevamo fare i voti con questo, non fa bene a Fucuri, non aveva i voti perché se lo meritava, e poi perché io sappi non si rifiutò.
Non ho capito, scusi. Però se mi domandate quanti voti ha preso, se ha preso tanto o meno, là non lo so, perché non mi interessava e non me ne fregava. Non ho capito la frase che ha detto, che io sappia non ho capito. Se mi domandate quanti voti ha preso in questa zona, se tanto o poco, io non lo so. Sì, questo l'avevo capito. Prima ha detto un'altra cosa, comunque ve le rifaccio la domanda. Mi scusi, ma come giunse, come arrivò l'ordine che poi è stato riferito a sua volta a Vassallo Gaetano di aiutare nella campagna elettorale Nicola Cosentino? Da chi è che... All'epoca, non ricordo preciso se stava in carcere che ha avuto i figli a nome del padre, perché all'epoca c'era anche in che anno? Perché poi che è successo? Perché anche la famiglia Russo, Giuseppe Padrino, detto Peppo Padrino, non ricordo se stava fuori o se stava, anche lui portava a Nicola Cosentino, perché c'era una parentela, il fratello di Nicola, del senatore, dell'onorevole, comunque Nicola, che io lo chiamo Nicola perché abitava vicino a casa mia. Si è sposata una sorella di Russo Giuseppe, detto Padrino, così se non vado errato, il terzo, quello con gli occhiali. Anche lui ci teneva a fare i voti, ma tutti, anche gli schiavoni hanno fatto i voti. E volevo comprendere, a lei arrivò questa informazione da parte di chi, questa di incaricare tra gli altri Vassallo Gaetano per sostegno di questa campagna elettorale? Da chi arrivò questa richiesta? Ne parlò direttamente con lei, Nicola Cosentino, indirettamente tramite altri? Volevo comprendere quello che sa di questa vicenda. No, io con lui direttamente dei voti no, non ci ho mai parlato con Nicola. L'ho incontrato varie volte, io da latitante, lui l'ho incontrato a casa del fratello Giovanni, non a casa però, nel deposito che hanno a Casal di Principe, dove c'hanno la benzina, il gasolio, il gas. Tante volte l'ho incontrato lì a Nicola. Io ero latitante e ci sono stati 2 minuti, 5 minuti a parlare, come stai, il compare come sta, mandici saluti a Cicciotte, io glieli mando sempre con i figli, tu che dici, il figlio glieli dà, non glieli dà, città come non glieli dà. Perché lui era sempre accompagnato dal fratello Giovanni, ogni volta che io lo vedevo da Betognetti a Nicola, sempre lui e Giovanni è più grande di lui. Non ho capito, glieli dà che cosa? Non ho afferrato il senso. I saluti. Lui si preoccupava che il figlio non dava i saluti suoi al padre. Ecco, capito, i saluti. Senta, scusi, visto che ha parlato di questo argomento, anche da latitante lei ha incontrato quando presso questo deposito, se ho capito bene? Sì, quelle di loro proprietà, dottore, è proprietà sua, dei fratelli. Dove era questo deposito? Quando sul corso Umberto, da Casal di Principe verso Villa Alterno, a sinistra. Mi scusi, quante volte più o meno è capitato? Lei ha parlato anche da latitante, in che periodo ci collochiamo? Dottore, con la famiglia Cosentina, noi Betognetti, loro hanno fatto sempre una cosa con noi Betognetti. Anche quando di fronte al deposito hanno fatto le case ai fratelli, anche l'intonaco mi hanno fatto fare al mio cugino, tramite me, l'ho chiesto io, c'era un mio cugino senza lavoro, ha fatto fare questo. Si sono comprati dei palazzi ad Aversa, non so, 40 appartamenti, 50 appartamenti, 30 appartamenti precisi, non lo so il numero. Anche là hanno fatto lavorare un paio di cottomisti che gli ho mandato io, hanno messo un altro cugino mio a fare il guardiano, a lavorare là. Ho capito che era una cosa, ma meglio bisogna. Sì, questo l'ho capito, magari adesso poi ci andiamo un po' più in modo più specifico, se poi ci chiarisce bene tutti i punti. La cosa che volevo chiederle è qualche periodo avvenivano questi incontri presso il deposito in cui lei era, periodo in cui era latitante, anche latitante, che periodi stiamo parlando? Dopo a me il 94 era latitante, dal 94 in poi. Anche prima che era latitante io andavo sempre in questo deposito, in quanto avevo dei camion e il fratello ci cambiava delle segne postali, mi serviva da loro per il gasolio,
sia da libero e sia da latitante. Io frequentavo spesso questo deposito. Giovanni, anche da latitante, si è incontrato con me. Giovanni Cosentini però, non Nicola Cosentini. Sempre per problemi di assegni, tornati indietro, che lui mi aveva cambiato, un casino. A volte mi portavano degli assegni per fare un favore a qualcuno, io chiamavo a lui, Giovanni, questo è un assegno, chiami al direttore delle banche, vede un po' se sono coperte, se non sono scoperte. Scusi, gli cambiava gli assegni? O li controllava gli assegni? Sì, gli assegni. Mi cambiava gli assegni e mi facevo controllare gli assegni, perché loro avevano una potenza nelle banche. Quindi entrambe le cose. Senta, volevo comprendere più o meno con che frequenza si recava per queste ragioni presso il deposito di Cosentino? Può essere, non so, ogni 15 giorni, forse una settimana ci andavo 2 volte, a volte 15 giorni non ci andavo. Ultimamente ci mandava i miei affiliati, a Giuseppe Della Versano, a Maccariello Raffaele. Può delineare meglio la questione del cambio assegni, in cosa consisteva? Una volta mi sono trovato pure nell'atto Casastano, nella latitanza del 98-99, da un signore che aveva una fabbrichetta di giubbini in pelle, una cosa di queste. E lui, io ero latitante, non gli ho mai detto chi ero. Era della provincia di Caserta, lui mi disse che c'era uno di Casale, un certo Cosentino, che si era fatto una casa là vicino, che era stato da poco tempo da lui, l'hanno fatto i voti, o gli dovevano fare i voti, non lo so, 98, 99. E io dissi, no, è una brava persona, te lo conosco di nome. Potete fargli i voti perché merita, è una persona che viene da una famiglia onesta. Dice, no, è bravo, è tanto bravo. All'altro Casastano, lui là si è sposato, se ne andò ad abitare questa zona dell'Alto Casertano. Che zona era questa dove si recò lei? Faicchio era provincia di Benevento, la frazione vicina che era provincia di Caserta, non mi sovviene mai il paese. La zona Piedimonte Alifa, quella zona là. Mi scusi, visto che ha introdotto questo argomento, volevo comprendere bene, mi scusi, questa persona sapeva che lei era latitante ed era latitante per reati mafiosi, con cui parlò? No, questo signore non lo sapeva. Non lo sapeva, quindi praticamente chiese soltanto sapevo che era della zona dell'Agroversano, ma non sapevo precisamente chi ero e di dove ero. E mi parlò di questo mio, dice c'è uno della zona vostra, precisamente di Casal di Principe, Nicola Cosentino, ce ne potete abitare qua, c'è una casa in zona qua, abbiamo fatto i voti o gli dobbiamo fare i voti, una cosa del genere. Io dissi sì, è una brava persona, lo so di nome, per non dirgli sono anche io di Casale e sono abitagnette, insomma ce ne resta subito secondo me. Dopo che sono durato, 6 mesi sono durato. Mi scusi, non ho sentito bene cosa ha detto di Casale, non ho capito bene, mi scusi, non ho proprio sentito cosa ha detto in relazione. Non gli ho detto mai a questa persona che io ero di Casale. Lui sapeva che era dell'Agroversano tramite un altro paesano che mi aveva dato l'appoggio in quella zona. Ho capito. E mi parlò di questo signore, di questo Nicola Cosentino. Io lo conosco di nome. Non gli ho detto è del mio paese, perché lui non sapeva che era di Casal di Principe. Ok, non glielo disse per sue esigenze di cautela, essendo latitante? Sì. Questo non avevo proprio sentito. Mi scusi, tornando un attimo indietro, lei mi ha detto, torniamo al deposito e agli assegni, lei mi ha detto praticamente che cambiava gli assegni presso questo deposito. Mi può spiegare bene in cosa consisteva questo cambio assegni? Gli assegni che mi portavano gli imprenditori, gli imprese, gli assegni postatali che incastavano a loro, gli faceva più comodo che me ne davano a me per pagare la gente oppure per favori che gli serviva in liquido, e io li mandavo da
dal Cosentino a Giovanni, ci andavo io di persona e me li facevo cambiare. Si prendeva un paio di giorni e mi dava tutto liquido. Quindi monetizzava gli assegni praticamente postdatati. Senta, in questa occasione in cui lei si era recato personalmente ha incontrato anche Nicola Cosentino, dunque insieme a Giovanni Cosentino? Sì. Senta, volevo comprendere, quindi erano favori che le chiedevano gli imprenditori di cambiare questi assegni, imprenditori a voi vicini, persone vicine a voi, al clan? I favori che ce li chiedevano coloro che ci conoscevano, gli imprenditori che ci conoscevano, oppure un negoziante, e qualche assegno che ci davano anche gli imprenditori che pagavano l'estorsione. Dice io vi mando, non so, 50 milioni, però ho 30 milioni di assegni e 20 milioni liquidi. Qual è il problema? Per noi erano liquidi anche gli assegni. Certo. Senta, più o meno può darci, lei ha detto che ci andava frequentemente, quindi presso questo deposito, ci può dire più o meno di che importi si trattava e se vi erano altre persone e in relazione ad altre persone qual era, diciamo, la rilevanza di questo cambio assegni curato presso questo deposito? Non so se ha capito la domanda, se non gliela rifaccio. Non ha capito, volevo capire. No, più o meno di che importi si trattava e se vi erano, se era uno. Gli importi a volte potevano essere 50 milioni di assegni, a volte 70 milioni, a volte pure cambiale perché loro hanno lo sconto cambiale. A volte ci andavo perché dovevo pagare il gasolio che avevo preso io, a volte andavo, Giovanni mandami il gasolio in campagna da Bidognetti, perché Bidognetti aveva un'azienda e Giovanni mi ci portava anche il gasolio là, sia industriale che quello agricolo. Io stavo sempre là, da tu. Ho capito. Senta, vi erano altre persone cui vi appoggiavate per il cambio assegni, che lei sappia all'interno del clan, oltre alle persone che ha indicato? Come no, c'era Dante Passarelli, un altro commerciante, che poi è morto questo. Erano le persone che si cambiavano le assegni. Mi scusi, questo cambio assegni curato dai Cosentino era uno dei canali principali, un marginale, era uguale agli altri? Vorrei capire rispetto ad altri canali. Per me era il più serio, il più preciso. Dicevo una parola, quella era e basta. Io avevo più fiducia di tutte su Cosentino. Quindi per lei il canale principale di cambio assegni era Cosentino? Sì. Mi scusi, lei si rivolgeva, vorrei comprendere esattamente a chi dei Cosentino si rivolgeva, al di là degli incontri fatti con Nicola Cosentino anche in persona. Chi dei due, tutte e due, uno in particolare? Pubblico ministero già l'ha detto, per la verità. Giovanni, lui gestiva, Giovanni era colui il più anziano che gestiva questo deposito, normale per tutti i fratelli, però quello che faceva Giovanni stava bene a tutti, perché Giovanni era il più grande di età e più capace. Anche quando veniva da Betagnetti il Nicola veniva con Giovanni. E senta, lei mi ha detto di aver Giovanni si avrebbe sposata la figlia di, scusate dottore, prego, Giovanni Cosentino si avrebbe all'epoca sposata la figlia di Costantino Diani, un altro grande imprenditore che stava alleato con noi, affiliato nostro, di Casapesenna. Senta, mi scusi, se può essere nei limiti del suo ricordo, ovviamente, se ci può dare indicazioni. Lei ha detto che sovente ha incontrato anche Nicola Cosentino presso questo deposito. Come accadeva? Accadeva occasionalmente? Può dirci la frequenza in cui si trovava il deposito? Occasionalmente, senza appuntamento, dottore. Io andavo là per Giovanni e trovavo anche lui giù, qua stava parlando col fratello, o che stava al telefono, sta dietro la scrivania. Senta, lei... Io certamente con il Nicola ci ho avuto a che fare quando mi sono preso il porto d'armi, me l'ha fatto prendere lui a Caserta, alla provincia a Caserta. È stato lui di persona, non ho fatto esame, non ho fatto niente. E mi ha dato il porto d'armi
per il fucile. Avevo 18 anni, 19 anni io. Portodarmi per il fucile utilizzando... Non vi sento. Portodarmi per il fucile utilizzandolo a che scopo? All'epoca per la caccia. Per la caccia, quindi era giovane. Ho capito. Io ero giovane, dottore, fino a 21 anni io avevo portato passaporto, tutto, facevo l'impresa. Poi a 21 anni mi hanno rovinato. 22 anni. Senta, torniamo un attimo indietro prima di approfondire questo argomento. Volevo comprendere, quindi lei quando si recava per cambiare gli assegni dai Cosentino, in particolare da Giovanni Cosentino, e trovava presente Nicola Cosentino. Ha detto Giovanni Cosentino, non in particolare Giovanni Cosentino. Sì, pubblico ministero. Siccome aveva detto due cose diciamo, ha detto Giovanni, sì, non c'è problema, tolgo il particolare. Quando si recava per fare il cambio assegni e rifornimento da Giovanni Cosentino, volevo comprendere, e nelle occasioni in cui si trovava Nicola Cosentino e lei doveva cambiare gli assegni, agiva apertamente, in modo mascherato, cercava di non far capire a Nicola Cosentino quello che stava facendo presso il deposito? Mi può spiegare che tipo di cautele, se ve n'erano, lei teneva nel manifestarsi o meno? Dottore, niente mascheramente, perché Nicola, ve l'ho detto, era di famiglia. Anche davanti a Nicola Giovanni mi ha dato i mazzettini di soldi, l'ha contato, e io dicevo che li conto a fare, io dicevo no, conto, non si può mai sapere, davanti a Nicola, lui e Nicola, nell'ufficio. Problemi non ce n'erano, dottore. Senta, Ma Nicola stava a conoscenza, a mio parere Nicola stava a conoscenza di tutto, perché Nicola è il secondo fratello di Giovanni, non è l'ultimo che sarebbe il più giovane, ma era il secondo. Nicola ha 6-7 anni più di me, ha 52, 53 anni, 54 anni, e Giovanni ha 56, 58, 57. Senta, ci può dire quando lei conosce Nicola Cosentino e la famiglia Cosentino? Io Cosentino l'ho conosciuto da piccolo, avevo 10 anni, 9 anni, io e il fratello, uno, perché loro sono o 5 maschi o 6 maschi, 5-6 fratelli sono loro, e io me la facevo con il quarto o il quinto, non lo so, uno di questi. E dal bambino ho mangiato anche a casa sua, sopra, dalla madre, da Bonale della madre, con il padre, con tutti quanti a tavola. E poi addirittura con il padre ci siamo fatti, il padre prima che è morto nel periodo che andavamo assieme a farci, non è con la stessa macchina, andiamo dello stesso dottore a farci delle risonanze magnetiche alla schiena, per l'ernia a disco. Io me la facevo l'ernia a disco, e lui non lo so per che cosa, mi sembra che aveva un brutto male. Li conosco molto bene, dottore. Quindi era quasi di famiglia lei in quella casa, se ho capito bene? Da ragazzo di più, da bambino ci giocava sotto al portone, sopra mangiavamo insieme nella cucina, una cucina immensa, una tavola immensa di legna grande, con i fratelli. Poi quando ho iniziato ad andare a lavorare a 13-14 anni mi sono un po' staccato, perché loro andavano a scuola, i fratelli andavano a scuola, io andavo a lavorare. Sì, senta, mi spiega come la questione del porto d'armi, come si è articolata? Quando avevo 18-19 anni, siccome che già all'epoca Nicola, tra noi giovani, ragazzi di 18-19 anni, facevamo, si può dire, da pubblico, dietro a lui e all'avvocato Martucci, quando andavano a fare i comizi a Mondragone, a Caserta, Nicola, tramite Giovanni Diano, uno che ha sempre servito a Nicola Cosentino, ci avvisava, dice: domani, quando più ragazzi, più giovani, più compagni potete portare, dobbiamo andare a Mondragone, diciamo così. E in quell'occasione ne approfittai, dice: Nicola, ma io mi devo prendere il portad'armi. Tu vuoi sempre i ragazzi per fare pubblico a questo signore delle politiche, già nell'84, dottore. Ricordo che ancora prima io ero ragazzo e il padre si comprava i voti con un buone di benzina agricola, 20 litri, 50 litri di benzina, alle persone del mio paese.
ero ragazzo io, a 18 anni andavo dietro a lui, sono andato un paio di volte, diciamo così, 2 o 3 volte a queste riunioni, quando parlano i politici, in una sala cinematografica a Mondragone, un'altra a Caserta, e lui disse non c'è problema, cioè, parli con Giovanni, stava a fianco a lui Giovanni, ti dice tutti i documenti che devi fare, di te Giovanni me li porta, perché lui era avvocato, studiava come avvocato, era già avvocato civilista mi sembra, non avvocato penalista. Feci questi documenti, glieli mandai, mi mandò a chiamare per l'esame, mi dice vieni a Caserta che a me mi trovi là. Sono andato a Caserta, l'ho trovato là e sono stato promosso per il Portogallo. Fece un esame o fece un esame in concreto oppure non fece neanche l'esame? C'era lui là, quale esame doveva fare? C'era lui e un altro signore, tanti uccelli appesi al muro là. Lui chi c'era, scusi? C'era Nicola Cosentino, Giovanni Diano e un'altra persona più anziana, un paio di persone, non lo so. In questo palazzo dove c'è la Reggia di Caserta, un po' più avanti sulla destra, che questo ufficio, questo dove si davano gli esami, dove si parlava con questa persona, si affaccia proprio sul corso di Caserta. Quindi Ricordo che c'era una finestra immensa, grande, con delle mura grandi 1 metro. Quindi le fu rilasciato l'autorizzazione per il porto d'arma da fucile? Sì, e lì sono stato promosso, poi mi sembra che lo sono andato a ritrarre, non lo so, a Versa mi sembra. Come l'hanno mandato quelli di Aversa, non ricordo preciso, comunque l'esame l'ho fatto là a Caserta. Senta, mi scusi, ha fatto riferimento, mentre parlava, forse non è stato chiarissimo, al padre di qualcuno che sosteneva le lezioni di qualcun altro con dei buoni benzina. Mi può spiegare bene perché lo ha detto molto velocemente? Padre di Nicola Cosentino, quando l'ha messo la prima volta nella politica, io avevo 13, 14, 15 anni, non ricordo all'epoca quando ne avevo, e vidi che lui nel salone di un barbiere a Piazza Ville dava questi buoni di benzina di 20 litri o 30 litri, non ricordo quando, alla persona comprando i voti per il figlio, cioè il padre di Nicola Cosentino. Il padre si chiamava, comunque non ricordo il nome, Mario Cosentino, detto Mario Americano. E a che periodo risale questo suo ricordo? Cioè, dice che era molto giovane, dice più o meno a che periodo? Io avevo 14-15 anni, sono del 66, mi pare dell'80, 81, 82. Quindi già negli anni 80, inizi anni 80, Nicola Cosentino aveva iniziato carriera politica. Io ricordo questo particolare di questi buoni, dottore, perciò mi è rimasto impresso questo particolare dei buoni, di questo biglietto, che poi il buono che era un biglietto di un blocco notesse piccolino, così, con il numero dei litri e la sua firma. Loro andavano là al deposito, che prima erano un piccolo deposito, avevano, poi man mano sono diventati come a Saddam, il Kuwait, e si andavano a prendere la benzina. Ho capito. E senta, mi scusi, il padre di Nicola Cosentino, che lo ha detto, che attività faceva e se volevo comprendere se sa qualcosa per quanto riguarda l'operatività e quindi la sua disponibilità economica. Il padre di Nicola Cosentino ha iniziato a fare gli imbrogli con l'AIMA quando la gente a Casale dormiva. Già il padre di Nicola Cosentino fu il primo ad aprire ho detto bene, i scamazzi, i cosiddetti scamazzi con l'AIMA, dove si andavano a buttare i pomodori, le pesche, e là fece i primi imbrogli, l'ha iniziato a fare là. Da lì è partito con una piccola pompa, questa cosa che dava benzina agricola ai contadini, chi aveva il motozappo, chi aveva il motore a scoppio, poi il gasolio, poi il gas, la terra a fianco, le cisterne, dopo cisterne, autotreni, pompe di benzina. Senta, era un periodo in cui già c'era l'attenzione e l'interessamento del clan dei Casalesi per questa attività che lei indica degli scamazzi?
Non vi so dire perché ero ragazzo, andavo con mio padre a scaricare da loro. Mio padre aveva le pesche in Casal dei Pinti, proprio di fronte al loro deposito. Non vi so dire se all'epoca già c'era Bardellino in mano a Luca, penso, nel mio pensiero se la porti il vento, penso di sì, perché io ero ragazzo, avevo 12 anni, 11-12 anni, via assieme a mio padre. E lì c'era una fila che collegava a Villa l'Eterna e Casale, tutto per scaricare là. Senta, scusi, ha parlato di Costantino Diana, che rapporti aveva col clan e mi può specificare bene con chi si è sposato? Sì, con chi si è sposato la figlia? La figlia si è sposata a Giovanni e Cosentino, è fratello di Nicola Cosentino, che abita dove sta il deposito, a faccia strada, sul corso, e alle spalle della villa c'è il deposito, sulla destra e pure a sinistra. Che rapporti aveva Costantino Diana con il clan? Costantino Diana era di Casapesenna, ha sempre già in mano a Bardellino, ha sempre appoggiato a fiancheggiatore di Bardellino, poi dopo ha passato a fiancheggiatore dei Casalesi, a Bisognetti, a De Falca, stavamo sempre da lui. Se non mi sbaglio ha pagato anche l'associazione con noi, lo cosiddetto Spartacus. E vi è un altro fratello che aveva avuto, l'ha già accennato, aveva rapporti, aveva sposato qualche altro soggetto legato al clan oppure che aveva ruoli apicali? Il fratello di Nicola era il terzo, il quarto fratello, si è sposata la sorella di una maestrina di scuola, faceva la sorella di Giuseppe Russo, un affiliato nostro, detto Peppo Padrino. Era stata fidanzata? Da qualche anno più di me questo con Giuseppe Russo. Era stato un rapporto di lunga durata, c'era stato tra costoro? Non ho capito. Erano da molto tempo che fidanzati, se può darci un'indicazione per quello che lei sa ovviamente. Non lo so quanti anni sono stati fidanzati, perché già Giuseppe Russo se la faceva con questo ragazzo, già da ragazzi se la facevano assieme, con il cognato, diciamo così. Giuseppe Russo, suo cognato. Se può indicare, era un affiliato, che ruoli aveva Giuseppe Russo Padrino? Peppo Padrino era anche lui con il discorso della pungitura, con il battesimo, era un mafioso a tutti gli effetti, ha fatto omicidi con me, associazione, estorsione, tutto. A quando risale l'affiliazione che lei sappia di Giuseppe Russo Padrino? Russo già stava prima di me con i Casalesi, con Bardellino, che prima stava attorno a Bisognetti, già negli anni si diceva che nell'81-82, prima che era stato a Bisognetti, questo andava a fare un servizio a Bisognetti, poi dopo con lo Schiavone. Comunque io ho iniziato nell'88, lui già stava in mezzo, questo Peppo Padrino. Aveva ruoli secondari o ruoli principali? No, ho avuto sempre, quando nell'88 in poi, ve l'ho detto, era un mafioso e partecipava alle riunioni, tutto, anche i ruoli principali, come si dice. Senta, vorrei comprendere, i rapporti familiari rilevano per la composizione e la tenuta del clan dei Casalesi, per quello che lei sappia, dal punto di vista delle regole interne? I rapporti familiari che fanno? Hanno una rilevanza all'interno del clan dei Casalesi, sono importanti o irrilevanti? Per lei sappia, ci sono regole interne particolari? A secondo chi è la persona, se è l'ultima ruota del carro, se è uno come Peppo Padrino, se non lo so, è uno, se quello che io porto non lo possono vedere, non lo so, è sempre il clan che decide. Perché anche io posso prendere uno e dico domani possiamo candidare a questo, quello mi risponde dice, ma tu lo sai questo chi è? Chi sta non fatendo? Chi sta? E mi dicono di no, anche se sono Bisognetti domenica. Ma se quella è una persona che già lo conosco, che è una persona che si è favorita, che è una persona prima ancora che nasceva il cognato, già era amico di queste, di Bisognetti, di Schiavone, eccetera, è normale che gli dicono sì.
per la individuazione di soggetti che possono agire per il clan dei Casalesi, delle varie famiglie e articolazioni, vi è un privilegio, una priorità a soggetti legati a vincoli familiari rispetto ad altri? Dottore, se sono meritevoli sì, se no, no, non si guarda in faccia a nessuno. All'epoca mia non si guardava in faccia a nessuno. Ho capito. Diciamo così, se io sono un affiliato, voglio portare in pista un cavallo, un pony, mi dicono a me, ma dove l'hai preso questo cavallo che non è né padre né mamma? Allora se io mi presento con una persona che già conoscono, della loro, una persona già quotata, già portata, già come vi devo dire, che lo conoscono da ragazzo, che sono sempre amico loro, dici come no, va bene. Senta, ha parlato del fatto che quando ha incontrato Nicola Cosentino gli diceva sempre di portare i saluti a Francesco Bidognetti. Si conoscevano, che lei sappia direttamente, ha conoscenze dirette tra i loro incontri o altro, conoscenze dirette, specifiche? Non si conoscevano, come no? L'ho detto io, l'ho visto tante volte con i Bidognetti, ma si conoscevano già da giovani. A casa dei Bidognetti quando stava arresto domiciliare, a casa di Pasquaria, zio Pasquale, a via Firenze, da latitante, a casa di chi altro, Bernardo mi sembra, è sempre Giovanni e Nicola, sempre sì. E scusi, lo zio Pasquale chi sarebbe, scusi? Lo zio di Bidognetti Francesco, Pasquale Iorio. Pasquale Iorio. Mi può spiegare bene, ha parlato di questi tre luoghi, mi spieghi bene, è implicito quello che ha detto, però se lo può esplicitare bene, periodi in cui l'ha visto in questi luoghi. Sì, se Bidognetti per esempio stava agli arresti domiciliari, veniva Giovanni e Nicola a casa di Bidognetti, nell'ufficio di Bidognetti, sotto al portone sulla sinistra. Se Bidognetti era latitante, si incontravano a casa di Iorio Pasquale, zio di Francesco Bidognetti, fratello della madre di Bidognetti Francesco, nel cortile che è stretto e lungo, le ultime case in fondo. Oppure a casa di Bernardo, oppure a casa di Avicella Pasquale, sempre in via Firenze, l'ho visto io, a via Genova, a casa di mio zio Bidognetti Giuseppe. Mi scusi, questi tutti incontri cui lei assistiva, cioè in cui ha visto direttamente? Giovanni e Nicola sono venuti quando l'ho visto io 4, 5, 6 volte, sempre in questi cortili qua, in queste case qua. Più dirci il periodo orientativo in cui ha visto questi incontri? Ve l'ho detto, sia quando stava agli arresti domiciliari, sia da latitante, loro sono sempre venuti. Quindi stiamo parlando di un periodo antecedente sempre al dicembre 93? Fino al 93 l'ho visto a casa assieme a Bidognetti. Se riesce, a ricordarlo, sempre che riesca, a partire da quando ricorda uno di questi incontri con Bidognetti? L'ho detto già nell'80, dopo la morte di Bardellino, già Bidognetti stava agli arresti domiciliari, mi sembra, 90, 88, comunque all'inizio ho iniziato già a frequentare io il Bidognetti Francesco. Ho iniziato a vedere Giovanni e Nicola a casa di Francesco. Ha avuto modo di comprendere e sapere le ragioni di questi incontri? Dottore, nella maggior parte mio cugino ci parlava sempre lui, tutti e tre loro da soli, si mettevano o nell'ufficetto a casa sua o nella stanza di suo zio, là, sempre a parlare per fatti loro. Dopo ci parlava, si andava a fare i voti, se non andavano a fare i voti. Perché mi sembra che poi anche per la provincia nel 90, 92, non lo so, gli anni comunque l'abbiamo sempre portato a Cosentino. Mi scusi, l'avete sempre portato a Cosentino, intende dire tutte le contese elettorali? Tutto, dottore. Lo avete portato, era sempre una disposizione del capo clan? Normale. Normale? Sì. Senta,
questi incontri si riesce a ricordarlo? Avvenivano a prescindere o in collegamento? Sempre si riesce a ricordarlo con i periodi elettorali? L'ho detto, io l'ho visto già nell'88-89, l'ho visto nel 90 quando Bidognette è stato fuori, poi fu arrestato Bidognette nel 90, è uscito nel 92, fino al 93 l'ho vista con Bidognette. Mi scusi, gli ho fatto una domanda, non so se è in grado di rispondermi. Ricorda se in quel periodo questi incontri avvenivano a ridosso di contese elettorali oppure se non se lo ricorda non fa niente, nel senso se ha... No, ve l'ho detto, vi ho risposto, ho detto così. Non ho capito io la risposta. C'erano le votazioni o non c'erano le votazioni? Nell'88 l'ho visto, nell'89 l'ho visto, nel 90 l'ho visto. Nel 92 Bidognette è uscito dal calcio, 90-92, e l'ho visto lo stesso fino a fine dicembre 93. Fin quando stava Bidognette fuori, ho sempre visto Giovanni e Nicola a parlare con Bidognette. Non lo so se le votazioni stavano nel 92, o nel 91 o nel 90, non lo so, ma fatto sta che noi abbiamo sempre fatto i voti per il Cosentino. Oggi sono stato in 90, oggi sono stato all'88, oggi sono stato al 94, abbiamo fatto le votazioni con Nicola Cosentino. Senta, volevo comprendere, può dirci ha spiegato qual era il rapporto secondo le sue cognizioni con Bidognette Francesco? Sa se vi fossero rapporti con Schiavone Francesco o comunque con la famiglia Schiavone da parte di Cosentino? Va bene pure con la famiglia Schiavone, a parte che se era la casa a Bidognette stava bene pure con Schiavone. Perché lo dice? No, con Bidognette era più legato, come devo dire? Perché poi la rimanenza dei fratelli erano amici di Valterino Schiavone pure, capito? E ad esempio una cosa, dottore, non è che Valterino Schiavone, gli Schiavone abitavano che vedevo dire, non so, a Caserta, e noi Bidognetti e Cosentino abitavamo a Latina. Stavamo in casa tutti quanti nello stesso fazzoletto di terra, un fazzoletto di terra, Bidognetti, Schiavone e Cosentino stanno in mezzo. Bidognette a destra, Schiavone a sinistra e Cosentino in centro. Senta, per quanto riguarda il sostegno elettorale, lei ha indicato il sostegno da parte del gruppo Bidognetti, vi era un accordo con le famiglie Schiavone e con i vertici del clan su queste cose? Sì. E mi può dire come fa a saperlo di questo accordo, diciamo, dei vertici? Tutto si decideva, no? Decidevano loro hanno deciso a tavolino. Che non ha fatto i voti per Nicola Cosentino, come l'hanno fatto pure per Chido Ferrara. Quando hanno fatto il sindaco a Casale, dice questo lo facciamo i voti, tutto che sta giorno a capo, facciamo fare il sindaco, e quest'altro facciamo fare l'assessore, cioè quelli che portava Bidognette, quelli che portava Schiavone, c'erano sempre divisi i ruoli. E questo lo colloca in un periodo specifico, se può indicarci sempre la forbice, se è sempre la stessa dice la stessa, oppure se ci può indicare un periodo... Non lo ricordo, come ho detto abbiamo fatto i voti, l'anno preciso non li ricordo. Erano una o più tornate elettorali quelle che ricorda che abbiate fatto i voti? Dottor Cosentino sta nella politica dagli anni 80, vi sto parlando fino al 96, sono 16 anni di politica. Ho capito. Ricorda qualcuna qualche contesa elettorale in particolare, qualche impegno per qualche elezione in particolare? Abbiamo detto prima, l'ho detto, dottore, il fatto non so se era il 94, se era il 96, se era il 95, non lo ricordo. Quello di Vassallo Gaetano? Il figlio, il Bernardo, Vassallo Gaetano, che aveva fatto i voti, poi suoi, e questo abbiamo fatto. Ricorda che elezioni erano, se riesce a ricordarlo? Mi sembra, nelle regioni, io sono ignorante in materia, dottore. Non si ricorda quindi in questo momento? Le sembra le regioni? Come si dice? La regione, la provincia? Nemmeno lo so, perché una volta c'era Bidognetti fuori, non so se è 92 o 93, quando si stava candidata la Mussolini, Bassolini, per non far prendere, dalla nostra zona però, per non far prendere i voti a Bassolini,
mi fu mandato nell'imbasciata pure a Pianura, ai laghi, che erano i nostri alleati, di votare alla Mussolini, pure che non le conoscevamo, solo per fare un dispetto ai nostri, come si diceva, che a questo Bassolino lo portavano i Moccia, solo per non far vincere quella era comunista, se non mi sbaglio. Volevano la Mussolini che era fascista, partito democratico, non so come si chiamava. Voi avete rapporti con i Lago? Sì. Abbiamo fatto gli omicidi al paese dei Laghi, era il nostro alleato. Senta, una volta che gli arrivava l'indicazione e l'ordine di votare per Nicola Cosentino, come si attuava la vostra macchina, come operavate? Con di voci, no? I nostri responsabili, i nostri affiliati, i nostri conoscenti, le persone più serie, le persone che conoscevamo, si metteva in moto, dice vai da questo, digli che si devono fare i voti con questo, tutti quanti. Si deve fare terra bruciata, tutto a questo, si deve impegnare e questo, si mandavano la gente, gli affiliati si mandavano a fare i voti. Mi spiega qual era le capacità persuasive da parte vostra, come si attuavano, qual era la vostra capacità persuasiva rispetto a questo? La capacità era di mandare le persone, non so, per dirvi a Villa Alberta, o ci arrivavo io, ma stavo lì, ho detto un bar, ma per i voti a chi? Castelvolturno, chi ci stava? La famiglia Schiavone, per Gita Coppola, per Pasquale Marrone, se ne voti a questo. Cancello Arnone, c'era Antonio Cantiello, se ne voti a chi? E così funzionava tutto. Ho capito. Però non ho compreso bene l'efficacia della vostra azione, se mi può spiegare come potevate persuadere, diciamo, la collettività o una parte principale o una parte ridotta a votare secondo le vostre indicazioni. Non lo so, io nemmeno mi riesco a spiegare ciò che voi volete, non lo so, vi sto dicendo così. Noi alleati comandavamo tutta la provincia di Caserta, avevamo l'alleanza per la provincia di Napoli, avevamo il potere su tutto e su tutti, ci presentavamo per prepotenza, e tutti i generi, come altro vi ci devo presentare, non lo so, bigliettino di vista non ne avevamo perché non avvisavamo mai a nessuno. Ho capito, è stato abbastanza chiaro. Senta, volevo comprendere, lei ha parlato della costruzione di alcuni edifici con quei edifici nell'interesse di Cosentino. Mi può spiegare bene di alcune strutture, ha parlato di immobili, mentre stava riferendo altri fatti ha fatto due accenni. Può spiegarci bene di cosa stava parlando, esattamente può chiarirci nello specifico? Allora, di fronte al deposito, sempre sul corso Umberto, che collega Casal di Principe e Villa l'Eterna, sul lato destra, due case, due ville, per i fratelli di Nicola Cosentino, stavano in costruzione. Io dissi Giovanni, l'intone che lo deve fare mio cugino. Dice non ci sono problemi. Ho chiamato mio cugino, vai da Giovanni, un americano, da Cosentino, fate un bel prezzo, fallo risparmiare, che si deve fare l'intonico a casa. Mio cugino è andato da Giovanni, ha fatto il contratto e gli ha fatto i lavori. Altre palazzine, appartamenti, che l'hanno comprato all'asta, se non mi sbaglio, non è che hanno iniziato a costruire da capo, che era un cantiere sequestrato da anni e anni ad Aversa, non ricordo se erano 30 appartamenti o 50 appartamenti. E anche là hanno fatto lavorare ad alcuni nostri affiliati, conoscenti, le imprese nostre, no? Hanno messo un altro cugino mio a fare il guardiano là, ad Aversa, ci hanno dato i soldi sugli appartamenti.
questo è. Scusi, che vuol dire? Vi hanno dato i soldi sugli appartamenti? Normale, che siano 50 appartamenti, 2 milioni di appartamenti, ce n'era 100 milioni. Mi scusi, normale in che senso normale? Cacciare i soldi, dottore, i soldi li cacciava anche mio fratello, che andava a lavorare, li cacciava anche Michele Zaccaria, che aveva i capi. Sulle estorsioni, non si guardava in faccia a nessuno. Mio fratello, Michele Zaccaria, Pasquale Zaccaria, Diana Costantini, tutti, fratelli, non fratelli, tutti cacciavano i soldi. Cosentini, Passarelli, tutti quanti. Ho capito. A prescindere dai rapporti con il clan, che avessero dei rapporti di familiarità. Tutti quanti, anche i miei figli, tutti quanti cacciavano i soldi. Senta, ha parlato di un cugino. Questo è mio cugino, questo è mio cugino, questo è mio zio, questo è mio conoscente, questo è un comparente mio, e noi a fine mese guardavano i colombi che passavano. Senta, ha parlato di un suo cugino che aveva fatto da guardiano, chi era, scusi? Vincenzo Bidognetti, quello che ha fatto l'intonaco è Bruno Bidognetti, fratello di Vincenzo. Senta, Iorio Pasquale l'ha citato poc'anzi, che rapporti aveva, al di là del fatto che mettesse a disposizione la propria abitazione, che rapporti aveva con il clan? Era lo zio di Bidognetti, Francesco, e conservava soldi, armi, ci facevamo a casa sua. E senta, nel periodo in cui... Bidognetti gli passava lo stipendio. Senta, nel periodo in cui Nicola Cosentino insieme a Giovanni Cosentino si incontravano con Bidognetti Francesco era capo quindi del gruppo. Sì. Era conosciuto il suo ruolo di capo all'interno del paese? Sì. Sa se i Cosentino ne conoscessero al periodo il ruolo di capo per conto del clan dei Casaresi? Lo conoscevano bene. Lo dice sulla base di quali dati? Lo dico perché lo so. Anche nella difficoltà di esplicarlo ci può dare indicazione delle ragioni per cui sa che conoscesse come molti altri questo ruolo di capo di Bidognetti Francesco e di Cosentino? Bidognetti Francesco era un capo, lo sapevano anche le pietre a Casale, che Bidognetti Francesco è stato un criminale, lo sapevano anche le tegole di Casale, che Bidognetti Francesco era un capo, l'ha saputo prima Giovanni Cosentino, Nicola Cosentino e poi dopo l'altra persona al di fuori dell'altro paese. Senta, sapevano del suo ruolo di reggente di Cosentino, quindi il suo ruolo di reggente per conto di Bidognetti Francesco quando lei era libero, quindi nel periodo in cui, a partire dalla detenzione di Bidognetti Francesco? Mi ha compreso Bidognetti? Non ho capito. Mi scusi, volevo sapere se quando si relazionava lei con Cosentino Giovanni e Cosentino Nicola, secondo le sue indicazioni, se costoro sapevano che lei era il reggente del clan Bidognetti in quel periodo. Bueno, lo sapevano, come no? Io ci parlavo pure, dice guarda, a nome mio qua viene questa persona, io ti mando solo questo, tu chi viene qua a nome mio mandala a calcio in culo. Mandali da me, che vengono qua a dire cambiami questo assegno. A nome mio viene solo questa persona. Sappiano bene, dottore. Senta, nella famiglia Russo... di Russo Giuseppe Padrino c'erano altri componenti, fratelli di Russo Giuseppe che erano organici o avevano rapporti con il clan?
Dietro al fratello c'era il piccolo Massimo Paperino, già all'epoca da ragazzo questo faceva servizio al fratello. C'era il primo Francucci, che pure gestiva le cose del fratello Giuseppe Russo. Ho capito. Quindi erano organici nel clan, operavano con lo stesso aiutando nelle occasioni che sia necessario, e si può riferirci i periodi. Loro, la famiglia Cosentino, in particolare la famiglia Russo, la conosco da tanti anni perché Peppino era amico del cognato già da ragazzo, poi la sorella si è fidanzata con il Cosentino, poi si è sposato il Cosentino, hanno i nipoti, figlia quelli e quelli, loro più di famiglia di loro, chi ci sono? Sì, no, avevo fatto una domanda rispetto ai fratelli di Russo Giuseppe, da che periodo erano organici? I fratelli di Russo, il Paperino già nel 94-95 già bazzicava con il fratello. Franco la stessa cosa. Senta, oltre ai rapporti che ha già indicato, quali erano, se lo sa, i rapporti tra Russo Giuseppe, Russo Massimo o altri fratelli con i fratelli Cosentino e con Nicola Cosentino in particolare? Ve l'ho detto, loro hanno formato la famiglia. La sorella si è sposata a un Cosentino, non mia sorella. Sì, questo un Cosentino si è presa la sorella di Massimo, di Franco, di Giuseppe, di altri due fratelli. Sì, sono 5 maschi pure loro. Le ho fatto una domanda che prescindeva. Le ho fatto una domanda che loro hanno legato il sangue. Non lo so quando si è fidanzato in casa, quando se n'è andata di nozze, quando è nata qualche bambino, non lo so. Sì, questo l'ho compreso, volevo comprendere, al di là di questo legame che le dice il legame di sangue, volevo comprendere, per quello che lei sa, detto dall'uno o detto dall'altro, quale fosse il rapporto, un rapporto stretto, al di là proprio del legame che ha già indicato, dal punto di vista proprio della relazione diretta tra i soggetti, persone fisiche. Sì, dottore, c'è un rapporto strettissimo, come no? E mi può dire chi glielo ha detto? Addirittura una volta, io ricordo una volta quando ero giovane, 17 anni, 16 anni, 17 anni, mi sono litigato proprio con Giuseppe Russo. Quando l'ho postata in Piazza Villa, che la dovevo io e mio cugino Labonanima, Domenico Bidognetti, si chiamava come me, e l'abbiamo aspettata a Piazza Villa. Lui è sceso proprio, anzi mio cugino, lui è arrivato proprio a Piazza Villa nel ritmo, una Fiat Ritmo di Cosentino, blu, di colore blu, l'ha presa dalla Fiat Ritmo e l'ha fatta salire sulla sua macchina, sulla nostra macchina, a Giuseppe Russo. Perciò già vi sto dicendo, da ragazzi sono stati sempre legati, sempre un buon rapporto. Senta, durante la sua reggenza ha avuto modo di conoscere De Simone Dario? Come no? Un affiliato, un nostro affiliato, un capozone di Trento Ducena, assieme a Zaccaria Michele, a Biondino Francesco. Ha fatto tanti omicidi, come no, lo conosco bene. Certo. E Ferrara Raffaele? Sì, di Parete, è affiliato proprio a Bidognetti, alla nostra fazione. Prima stava con Domenico Felicieri, poi con la scissione, Felicieri si mise da parte e lui rimase con noi. Capozone di Parete. Ha parlato di Diana Luigi e Diana Alfonso, mi scusi, che ruolo avevano nel vostro gruppo? Diana Luigi è stato colui che mi venne a chiamare, che mio cugino aveva bisogno di una mano. È stato uno dei primi a mettersi a fianco a Bidognetti Francesco quando è uscito dal carcere nell'87, ad organizzare, a trovare i giovani per Bidognetti Francesco. Era una persona che ha fatto tanti omicidi, tante estorsioni.
Lui, il fratello prima era un prestanome di Bidognetti, Alfonso Diana, e poi dopo è diventato anche lui un killer e un associato. Come si sono schierati quando ci fu la scissione? Nel 97 si sono schierati anche loro con il Candiello Salvatore. E senta, quindi praticamente sono separati dal suo gruppo? Dopo il mio arresto, dottore. Dopo il suo arresto. Sono litigati con il Daniele Bidognetti, perché non lo so, per i soldi non si trovavano. Senta, prima e si sono messi anche loro con il Candiello. Prima della scissione, per quello che lei sa, erano stati sfiduciati, avevano perso la fiducia dei capi, sua o di Agnello Bidognetti. Nella scissione, no. Dottore, non so come spiegarmi a voi, alla Corte, ai giudici che ci ascoltano, a noi pentiti, a noi collaboratori. Perché noi prima che andiamo a collaborare, nessuno sbatte un ciglio perché sa che Bidognetti di Bruttaccione oppure che Luigi Diano Manuale hanno il coraggio di squartarmi con le unghie. Sanno quelli che abbiamo fatto, sanno il coraggio che abbiamo, e nessuno dice una parola. Come andiamo a collaborare? Allora noi, cioè Bidognetti Domenico, Diana Luigi, Diana Alfonso, tutti pentiti, dottore, più grande e più piccolo. O passiamo come figli di buona mamma, cioè che poi la loro appartenenza ce la vogliono dare a noi, o passiamo per persone sfiduciate, o passiamo per drogati, a me non sono mai permessi nessuno perché sanno bene, non ho mai fatto uso di droga, o passiamo per ladri, o passiamo per figli di carabinieri, ci cacciano di quei titoli, che poi, sia dalla parte della procura, da parte dei giudici, dei presidenti, non ci danno mai lo spazio per contraddire, per dire aspetta un po', tu dici che io ho fatto questo omicidio perché si parla di corna, questo omicidio me l'hai fatto fare tu. Le corna le tieni tu, perché tua moglie ti ha messo le corna, tua moglie è stata incinta 3 volte, tu stavi in carcere. E allora noi siamo massacrati, noi siamo l'ultima ruota del carro. Ho capito. Per bocca di questi mafiosi che oggi si ritengono ancora mafiosi, che non so cosa vogliono dimostrare stando a 41. Sì, Bidognetti, sì. Mi scusi, ho capito il senso del stato chiaro. Siamo diventati la feccia, noi pentiti ormai siamo la feccia dell'Italia, degli italiani e di tutti. Bidognetti, volevo chiedere una cosa, dunque le ho fatto una domanda, lei mi ha risposto. Diana Luigi e Diana Alfonso, per quello che lei sa ovviamente, prima che vi si scindessero, premesso chiaramente che non si azzardavano a muovere un ciglio perché sennò venivano scorticati vivi, che lei sappia, avevano in qualche modo da parte dei capi suo o di Agnello Bidognetti in qualche modo perso la fiducia, cioè i capi erano incerti sulla loro affidabilità, c'erano dei segni di questo tipo, che è quello che lei sa. Che io so, se Bidognetti Francesca aveva perso la fiducia di Diana Alfonso e di Diana Luigi, il sottoscritto qua presente gli faceva vivere 12 ore, 6 ore, 1 minuto, mi mangiava tutti e 2. Non è mai, loro sono stati sempre con la famiglia Bidognetti. Luigi Diana ha fatto 40 omicidi per la famiglia Bidognetti, si sono spaccati per la famiglia Bidognetti. Quando si sono rotta la mia assenza, hanno cambiato bandiera, non più Bidognetti, ma bensì Candiello e Schiavone. Senta, volevo sapere... A me non mi è mai stato detto si devono uccidere perché hanno rubato, hanno fatto. So che per esempio il Bidognetti aveva un'azienda è intestata al Diana Alfonso. Il Diana Alfonso, come per ditta di Bidognetti, che l'ha detto sempre sui processi, mai prima, che si sarebbe preso 800-900 milioni di lire, o anche tasse, 400-500, 200, 300, ma non 800-900 milioni, perché quell'azienda la porta via avanti, le spese ci stavano. E accusano di questo fatto. Ma dopo, perché se era prima, Bidognetti, sapete quando faceva vivere a Diana Alfonso? Ma pure a me la stessa cosa, non è che io ero più forte di loro, pure a me, se Bidognetti voleva uccidere, ma stavano in un secondo a macerare, perché io avevo pienamente fiducia di lui,
come gli indiani avevano pienamente fiducia di lui, ci poteva uccidere quando voleva, dove voleva e come voleva. Senta, Bidognetti, volevo chiederle, in relazione all'arresto di Bidognetti Francesco per il caso di Russo, l'arresto per estorsione, lo ricorda quella vicenda? Sì. Ricorda se vi furono delle rivendicazioni da parte di Bidognetti Francesco in relazione a presunti comportamenti in violazione delle regole da parte di affiliati del suo gruppo? Pure dietro quel fatto, se Bidognetti voleva, i fratelli di anni li faceva sparire in 24 ore. L'estorsione, hanno fatto l'estorsione a quella delle concordie a Parete, Russo. Ricorda, non ricordo più il nome. Se ci fu qualche lagnanza, se lo sa, precedente o successiva da parte di Bidognetti Francesco, qualche giustificazione, eventualmente anche pretestuosa, circa comportamenti negligenti in violazione delle regole da parte di qualcuno in quell'occasione, nell'occasione dell'arresto di Bidognetti Francesco, o comunque nei fatti che hanno portato all'arresto di Bidognetti Francesco? Io sappi, portare il mandato di cattura a Bidognetti Francesco quel fatto e l'arresto fu dopo. Sì. Bidognetti fu arrestato dopo per altre cose, anche per quel fatto, perché io ho fatto un mandato di cattura perché quel signore accusava anche Bidognetti, che era stato anche a parlare con Bidognetti a Casale. Ecco, loro mi sembra se Mimì di Parete avrebbe, con il Diana Affonso avrebbe fatto a nome di Bidognetti, lui si è sempre difeso dicendo che hanno fatto una cosa allora a sua insaputa. Le guerre successe nel 90, nel 91. Se Bidognetti ci teneva ad ucciderli, sono morti da 20 anni, 22 anni i fratelli di anni. Sì. Senta, lei ha avuto rapporti con Cantone Francesco? Sì. Chi era? Un altro killer, un altro affiliato al Grande Cattolico. Dove operava, in quale gruppo? Lui operava in Trentino di Centro con il fratello Raffaele e con Pellegrino Valentino, con il cognato di Franco, concetto delle corte pure, Franco delle corte. Erano 7-8 di loro. Prima stavano con noi e detto questo hanno fatto un po' di salti in banco, da un gruppo all'altro, all'altro. Sono stati anche con il gruppo Bidognetti? Sì, sono stato anche con il gruppo Bidognetti. Che periodo... Stanno facendo omicidi per il gruppo Bidognetti. Che periodo sono stati legati al gruppo Bidognetti, quindi al suo gruppo? Fino al 1996, perché sono uscito nel 98 e già loro si tenevano a distanza. Quindi fino almeno al 96 sono stati legati al vostro gruppo? Che io ricordo il 96, detto non voglio insistere, ma ricordo fino al 96. Il rapporto con i trentoresi, con questo gruppo di Trento, dipendevano direttamente da voi? Come prendevano ordini direttamente? Sì, questi qua stanno nella nostra lista, nella mia lista quando stavo io che mio cugino stava in carcere. Facevo io i conti, io gli schiavoni e gli mandavo i soldi a Valentino, a lui, al fratello, al cognato. Quindi lei faceva... Li conosco bene. Quindi dava ordini anche a loro, erano suoi uomini d'ordine? Quando non c'era mio cugino sì.